4 anni di vita per il mercato cosiddetto dalla terra alla tavola, a cura di Coldiretti, in quel di Tencarola di Selvazzano, periferia sud di Padova, uno dei principali farmers markets del territorio, pensato per il consumatore e con il consumatore. 4 anni di successi e riscontri tradottisi nel rinnovo della convenzione con produttori e cittadini. Un mercato della freschezza a chilometro zero che ribadisce la vocazione di un settore come quello primario, ovvero agricolo, meglio agroalimentare, tanto indispensabile alla nostra economia quanto paradossalmente bistrattato a livello politico e normativo. Il patto con il consumatore si sta consolidando perché sicuramente il successo non viene da noi, sicuramente ci mettiamo il nostro impegno come produttori, ma tutto viene richiesto direttamente dal consumatore. È il consumatore che oggi ci richiede la presenza su tutto il territorio padovano. Se noi in tutto il nostro percorso, sia nelle piccole che nelle grandi produzioni, fondiamo il tutto sulla sicurezza, sulla rintracciabilità, sulla fiducia reciproca, tagliando pezzi di filiera, per cui costa meno il prodotto e prendiamo qualcosa più noi, possiamo avere un futuro. Sicuramente abbiamo bisogno di strumenti, abbiamo bisogno di aziende che ci credono, abbiamo bisogno di consorzi agrari che fanno il loro dovere, abbiamo bisogno di cooperative che ci credono e che non fanno magari gli interessi della grande distribuzione organizzata. Io non perdo mai l'occasione perché anche a volte lascio lì la roba e poi la trovo veramente buona ancora, mentre invece se vado al supermercato dopo una sera, dopo una giornata va via, insomma. Signora, ma lei, non so, ha mai trovato qualche caso di speculazione, cioè magari col fatto dei prodotti genuini aumentavano i prezzi i produttori? Quando vai alla bio. Ma non qui? No, qui i prezzi sono calmierati, ci si accorge. Poi faccio il confronto con il supermercato e vedo. Le piace sia il mangiare che il bere? Cioè riconosce la genuinità, magari la diversità rispetto ai prodotti industriali? È più il bere meglio del bere. Meglio di quello del supermercato o no? Sì. Andiamo ancora a assaggiarlo adesso. Provi? Boh. Si sente ancora. Dicono che al giorno d'oggi non esistono più i prodotti genuini, non è vero? Sì, più genuino da questo.